Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo della pillola, parleremo da dove arrivano i cornuti. Però prima di iniziare questa piccola pillola, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda e al canale YouTube del Marietto Veneziano, e se venite a trovarci anche nei nostri gruppi Facebook sarebbe bellissimo. È inutile ricordarvi che i migliori iscritti del mondo Face li abbiamo noi. In più vi voglio ricordare che alle 20:30 ogni lunedì sera il Degara Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito, siete tutti invitati e siamo già più di 170. Bene, da dove derivano i cornuti? Perché ai miei tempi le persone si chiamavano cornute, oggigiorno si chiamano narcisiste o narcisisti, o si vengono coniati tantissimi termini sui social che vanno alla grande. Allora, per spiegarlo in modo semplice, prima dell'arrivo della corona, cioè la regina portava la corona, prima dell'arrivo di questo evento, o il re portava la corona, le persone avevano delle corna, cioè praticamente alcune tribù portavano il re o il capo tribù portava nel capo delle corna, no? Se qualcuno ha in mente ad esempio qualche immagine, qualche vichingo, si può immaginare questi caschi con delle corna. E cosa succedeva con queste corna? Succedeva che nelle tribù il re era visto come un semidio, praticamente era visto come quello che poteva dettare legge e vita a morte su chiunque. Però in queste culture un pochettino arcaiche c'era questa convenzione che appunto questo re avesse dei doni e dei poteri, e che quando c'era un matrimonio, la prima notte d'amore, il primo atto sessuale lo doveva compiere il re. Allora in queste tribù c'erano delle tende, chiaramente si parla di tribù molto semplici, chiaramente, no? E cosa succedeva? La prescelta del matrimonio del marito che si sarebbero poi sposate doveva adempiere al compito di andare a soddisfare il re, il quale re prendeva per la prima notte d'amore la futura sposa e la portava a compiere il suo atto sessuale, e metteva fuori dalla porta della tenda le corna, che era poi il simbolo regale del suo mandato. E quindi da questo atto, no, di questo atto, ma perché si faceva questo atto? Si faceva questo atto perché si partiva dal presupposto che, essendo un semidio, questo uomo, questo essere, potesse influenzare, immettere delle vibrazioni, delle energie nei corpi sottili, chiaramente alla moglie, alla donna, e questo faceva in modo che la tribù potesse nascere, crescere e svilupparsi sempre più forte. Chiaramente queste cose qui erano delle cose magiche, erano delle cose che le tribù arcaiche sapevano, conoscevano e le tenevano in un certo senso vive, no? Poi con l'evolversi del tempo il fatto di essere un cornuto, no, ha perso di valore, ma in quei tempi lì essere un cornuto, proprio per il fatto che il re aveva prescelto questa donna e praticamente più piccola era la tribù e più le sceglieva tutte, chiaramente, chi aveva questa possibilità chiaramente aveva sicuramente nella famiglia dei privilegi anche a livello vibrazionale. Oggigiorno invece la situazione ha perso un pochettino di slancio e il cornuto è una cosa denigrativa, anche perché con questo finto benessere che abbiamo, finto benessere spirituale chiaramente, ma invece materiale lo abbiamo molto potente, no? Noi abbiamo perso certi punti cardinali e sono nati praticamente dei nuovi tipi, nuovi soggetti, nuove anime giovani che hanno sviluppato come si suol dire, degli atteggiamenti diversi. Coi social si è sparso di più la possibilità di conoscere persone
e poi sono nati tantissimi non cornuti, ma diciamo che o cornute, ma diciamo che in un certo senso il senso primario di essere cornuto si è spento e al posto di essere una benedizione è diventato uno sfregio. Il vostro Marietto, lo sapete, ha messo nel suo canale video più di 500 pillole, di cui una cinquantina di radiostesia e radionica gratuite, in cui ci sono dei circuiti che possono aiutare a tagliare dei legami perniciosi, non con i cornuti, ma con le energie negative che magari si sono attivate nelle persone perché hanno frequentato narcisisti, perché sono schiavi da narcisisti e quant'altro. Quindi il vostro Marietto, dopo aver spiegato da dove nasce la parola cornuti, vi chiede anche di andare a usufruire di queste pillole per poter cercare di tagliare questi legami perniciosi con, ad esempio, i narcisisti patologici, perché ci sono molte persone che mi contattano e mi chiedono come possono uscire da questo loop infinito, da questo gioco di PlayStation dove sono cadute dentro e sono solamente delle marionette, ma non hanno le forze per poter uscire da questo tipo di schiavitù. Bene cari amici, il vostro Marietto vi ringrazia di avermi seguito fino a qui, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!